Eccoci, benvenuti ad un'altra puntata d'Insieme delle Persone. Sono le Miso Veneto e, come dico sempre, detto da me, è tutto un programma. 21:01, siamo in diretta dagli studi di Lubano. Gli argomenti di oggi, andiamo subito veloci. L'autonomia è solo un sogno. Immaginiamo questa autonomia così. La sanità pubblica arranca, come faremo a curarci? Il valore delle tradizioni enogastronomiche, anche questa è cultura. E questi sono gli argomenti con i nostri ospiti, che la nostra simpaticissima, sempre più simpatica, sempre più suadente Elisa ci presenta. Elisa, a te. Buonasera Vincenzo, troppo gentile, e buonasera ai nostri affezionati telespettatori. Vado a salutare e presentare gli ospiti di questa sera. Andrea Carraro, esperto settore sanitario Mestrino Padova. Buonasera e vi ringrazio per l'invito. Grazie a te, buonasera. Andreas Ronco, giornalista Il Veneto Imbruttito. Buonasera. Buonasera, ciao. Roberto Agirmo, vicepresidente Patto per l'Autonomia Veneto. Viva San Marco. Angelo Zanellato del PD. Buonasera. Buonasera a lei e grazie di essere qui in trasmissione. E Marco Schiesaro, candidato sindaco di Cadoneghe per la Lega. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Bene, grazie Elisa. Allora, prima di entrare, prima di la nostra nuvoletta che ci siamo fatti sull'autonomia, no? Che bello, tutte le 23 materie, tutte per noi, però qua mi sembra invece che è semplicemente un sogno. Prima di rompere questa nuvoletta di questo sogno, parliamo invece del valore delle tradizioni enogastronomiche. Andrea Seronco è sempre in giro per il Veneto perché sta facendo una cosa bellissima, cioè far capire alle persone che non si mangia solo quello che si mangia a casa o nei propri 5 chilometri, ma andando magari un po' curiosando oltre il sesto, il settimo, il 10° chilometro, magari si scopre che, Andreas, giusto, c'è un mondo completamente nuovo. Com'è questa ricerca continua di queste peculiarità gastronomiche? Diciamo che il Veneto è grande e ogni città, ogni paese ha le sue tradizioni culinarie, no? E niente, per me è una scoperta anche personale, perché adesso l'ultimo video che ho fatto sulla Pearà, di specialità veronese, è stata una cosa veramente, è una scoperta anche per me, perché non la conoscevo. Io da vicentino ho detto, mi sentivo sempre nominare sta Pearà, no? Che i veronesi proprio ce l'hanno dentro al cuore. Ho detto aspetta che la vado a provare. Allora ho trovato una nonna, ok? Ho detto devo farmela preparare da una nonna, ok? Ho trovato nonna Paolina, 85 anni, che me l'ha preparata insomma a modo suo, insomma, dopo. E allora, senti, visto che Andrea ci ha incuriosito, allora Marco, abbiamo questo contributo filmato di questa nonna che gentilmente si è prestata per Andreas e scopriamo assieme che cos'è la Pearà. Ciao imbruttiti, oggi sono a Rivoli Veronesi in provincia di Verona e oggi vi parlo di uno dei pilastri cementizi della cucina veneta, tradizione di Verona, dove è una vera e propria istituzione, spudoratamente buona, la Pearà. Siamo venuti a casa di nonna Paolina, lei ha 85 anni, veronese, doc, vera maestra della tradizione della Pearà, che adesso ci andrà a raccontare. È la tradizione, sì. E non è quel che le fa, ma non è quel che non le fa. L'ha sempre fatta. Quando viene a voglia di mangiarla, ce le fa. Non fa una piega sto discorso, perché sono così orgogliosi della Pearà. Non ho mai capito, perché mi qui altri non ho mai parlato. Ah, ecco. Non devo chiederle perché. Anche questo è un discorso che non fa una piega. Una salsa di pomodoro. E quindi a Napoli ha la salsa di pomodoro e a Verona? Della pevrà. Io ti adoro con la salsa di pomodoro. E nonna Paolina? È un po' birichina. Ah, ecco. Fare il brodo. Per il brodo. Se il misto è più buono, no? Lingua, pollo e carne. Mette nella pignata con l'acqua, dopo si fa bollire finché è cotto. Mi lo fate bollire 2 ore. Poca di sale e basta. Sedano, cipolla, pure la carota, ma io la carota non. Ah, ti piace la carota? Lo mangiamo a 70 da piccola. E l'ossobuco per la pevrà, l'ossobuco. È dentro la miola. Quella è la miola. Pane nostro. E pepe, formaggio, grana padana. Grana padana e grattugiato. Sono 1, 2, 3, 4 e il brodo. Carne. Pepe, te ne va un bel po'. Ecco, nonna Paolina abbonda col pepe, sì, perché gli di pevrà
pane Il pane si mescola. fino che diventa denso. Ma porca la bissamora. Porca la. Bissamora. L'ultima che metto il formaggio, la miola. Formaggio invece qua. Aspetta a portare a casa tua mamma. Portatela a casa una scarsella. Una scarsella piena di pevrà. Nonna Paolina ci ha preparato il bollito, questa è la perà per accompagnare la carne. Se proprio c'è il bollito con la perà, Sì. così, se giusto? Così. Si mangia così la perà. Giale. Grazie. Nonna Paolina prepara anche la perà a volte per le sue nipoti al bar trattoria La Passeggiata qua vicino a Spiazzi. La facciamo un sacco di complimenti. Nel bar a sedere. Ah, ecco perché la prepara, scusate vero? Li metto tanto. Vengo dopo che passa. Saluti e baci, paga la multa e taci. Chi vuol sapere chi sono io, cavate le scarpe e corri medrio. Bene, complimenti Andrea, anche se l'abbiamo vista un po' lo stesso colore della sua maglietta, ma cos'è, troppo pepe, come mai? Cioè, No, diciamo che lei diceva, perché io gli ho detto, ma Paolina, ma tutto sto pepe, mi sono un attimo preoccupato, mi sono spaventato, e così, e lei ha detto, sì, perché si chiama pevrà, capito? Allora, perché pevrà vuol dire proprio pepata, già, ok? già. Che poi la pearà sarebbe il nome, credo, italiano, la pevrà, ok, è il nome che utilizzano proprio i veronesi per questa cosa qua, insomma, per questa salsa, questa crema, non so come definirla, ma è una cosa veramente eccezionale, proprio. Bene, complimenti. Ecco, senta, Andrea, se volevo dirle, effettivamente lei che gira sempre in giro così per il Veneto, c'è consapevolezza del valore diciamo, delle capacità culinarie del Veneto? Perché a me sembra che magari ognuno si ritagli un po' il suo orticello e non si sappia. Questo lo dico anche perché comunque il Veneto, quando parliamo di valore della regione, alla fine sarebbe bello che ci fosse una forte consapevolezza noi all'interno di quelle che sono le caratteristiche enogastronomiche per poterle poi, fra virgolette, vendere, fare un po' di marketing anche fuori regione. Allora, questo è un punto un po' delicato, nel senso che allora, il mio pensiero è che non c'è assolutamente, soprattutto tra i giovani, un discorso di, com'è che l'hai chiamata? Di consapevolezza diciamo soprattutto delle capacità culinarie, delle ricette della tradizione, piuttosto che l'utilizzo magari delle ricette rivisitate e via, che il marketing si spinge sempre, soprattutto cioè allora quello che fa marketing, ok, adesso tra i giovani è, diciamo, le foto Instagram, no? E nelle foto Instagram fa più figo dire è il sushi, è questo e quello. Cioè io ho fatto anche dei video, no, che dicevo in maniera simpatica, dicevo, ma come te vuoi, ero in macchina con la mia finta ragazza e lei mi dice, ma mi porti amore a mangiare il sushi? Dicevo, ma come a mangiare il sushi che te paghi, non cucina neanche, cioè nel senso non cucinano neanche e mi tocca mangiare il pesce crudo. E ecco, per buttarla in ironia, per dire, guardiamo anche quello che abbiamo in casa, perché sarebbe bello riuscire a rendere figo anche questo. Io lo faccio in un modo molto leggero, scherzoso, ma sarebbe bello invece che ci sarebbero tanti modi per poter ingaggiare anche delle persone chiave, ok, che sono sui social, per promuovere le nostre ricette, ok, per renderle fighe, perché una volta che la rendi figa, permettetemi la parola, nel senso non è, cioè deve essere una cosa che ti invoglia, perché si può presentare anche lo spezzatino di musso, ok, spezzatino di asino, che è una ricetta che trovi, è considerata da osteria. Se la prepara un master chef, ok, che la mette proprio che alle donne piace, che le ingolosisce perché c'è solo il pezzettino, quella diventa figa, ok? Ecco, lì secondo me sarebbe la chiave per riuscire a promuovere di più quello che è la nostra arte culinaria, che è differente da quello che sono i prodotti, ok? I prodotti è tutta un'altra... Sì, no, perché poi ecco, adesso chiedo a Girmo, perché in effetti se uno va fuori regione, l'Emilia Romagna c'è questo prodotto caratteristico, la Campania c'è la pizza, il Piemonte cioccolata, eccetera, eccetera,
Però il Veneto ha tante cose, una più buona dell'altra, però magari fuori regione non si conoscono tanto. Quindi forse, come diceva Andrea Serron, che un po' magari bisogna fare un po' di marketing in più, un po' più di pubblicità in più. Sì, diciamo che di base il problema è la cultura di ciò che abbiamo in casa e di come non siamo mai riusciti a valorizzarlo più di tanto. C'è soltanto il tiramisù che sembra stia diventando un must, perché c'è Zaia che continua a dire che la madre di tutte le battaglie adesso diventa il tiramisù e quindi sembra che il tiramisù sia l'unico oggetto il contendere. In realtà oggettivamente il Veneto ha una peculiarità culinaria che è eccezionale. Mi piace il fatto che tu stai ospitando qui Caro Tossidis, che sta preparando il Festival della cucina veneta, e sarà sicuramente un'occasione per dare spinta a quelli che sono i nostri prodotti, ma anche alla cultura in senso generale, quindi capire non soltanto il gusto del prodotto, ma la cultura del prodotto alimentare, perché oggettivamente il Veneto ha tantissimo. Poi, come dicevi giustamente tu, la penisola è eccezionale sotto l'aspetto culinario, perché l'enogastronomia italiana è invidiata da tutto il mondo. Io credo che proprio perché siamo eccezionali ovunque in tutta la penisola, questo potrebbe dare uno stimolo in più anche per crescere a livello turistico, che purtroppo oggi non lo siamo, ed è il mio settore e ne sono ben consapevole. Bene, bene. Elisa, adesso facciamo un piccolo break, però come lo dici tu non lo sa dire nessuno, anche perché poi ovviamente i nostri telespettatori devono rimanere incollati ai loro teleschermi. Elisa, a te? Sì, Vincenzo, con questa acquolina in bocca direi, lancio la pubblicità e ci vediamo subito dopo, sempre qui in diretta. A dopo. Nuovo Renault Kadjar, Escape to Real. Tuo da €250 al mese con anticipo zero, anche domenica. Buonasera e ben ritrovati, siamo qui di nuovo in diretta da Rubano, sono le 21:15 e prima di proseguire con le tematiche di questa sera volevo ricordarvi che avete la possibilità di partecipare alla trasmissione Insieme delle persone Miss Veneto come pubblico, intervenendo in diretta TV con le vostre domande e curiosità. Partecipare è molto semplice, vi basterà inviare la vostra email all'email casting@exo01.it. Inoltre, questa sera abbiamo anche una novità molto simpatica.
Vi invitiamo a postare e inviare le foto con il leone di San Marco sulla nostra pagina Facebook insieme alle persone Misso Veneto. In ogni puntata io e il nostro Vincenzo scopriremo insieme la foto più simpatica, quindi vi aspettiamo. Ecco, infatti allora chiedo a Marco di farci vedere due o tre foto che abbiamo. Marco, se ce le vuoi far vedere in sequenza, così foto che ci hanno già mandato i nostri amici, vediamo un attimo se è possibile. Marco, ce l'abbiamo? Non ancora, va bene, allora le prepariamo. Ecco, nel frattempo chiedo ad Angelo Zannellato del Partito Democratico che insomma comunque anche il Polesine, da dove lei viene, comunque ha sviluppato anche delle iniziative a favore dell'enogastronomia. Ci vuole un po' raccontare, ci sono anche delle dépliances e vuole farli vedere, magari ci vuole un po' raccontare che cosa... Sì, diciamo che anche noi riteniamo che il concetto del prodotto, della tipicità debba essere valorizzato a tal punto da attrarre la gente nel proprio territorio, e questo per alcuni versi si sta un po' concretizzando. Noi siamo partiti da diverso tempo fa con la valorizzazione dei 5 prodotti tipici che abbiamo, tipici, riconosciuti IGP e DOP, dalle vongole al riso, al radicchio, all'insalata e all'aglio. E su questo abbiamo creato una sorta di percorso o di cosiddetti capolavori del Polesine. Proprio perché ci sono attività, io parlo del mio territorio in particolare, dove usiamo fare un piatto che si chiama risi e fasoi duri o alla canarola, che era un tipico mangiare vecchio che facevano le persone durante la domenica, perché poi veniva utilizzato tutte le settimane. Oppure la lavorazione e la produzione di pescato. Noi abbiamo fortunatamente l'Adriatico lì vicino, abbiamo diversi prodotti che vengono pescati dal territorio, ma soprattutto vongole e cozze, e ultimamente anche l'ostrica, perché in Polesine viene prodotta l'ostrica rosa, e vi garantisco, l'ha sviluppato un ragazzo giovane del nostro territorio, ha investito per parecchio tempo e adesso sta vedendo i frutti. È un prodotto che ormai è su tutti i menù dei più grandi chef d'Italia, proprio perché ha una consistenza e un gusto che supera l'ostrica francese, a tal punto che i francesi la comprano da noi, cioè la comprano da questo ragazzo. Ecco, quindi giocare proprio sulla peculiarità, sulle caratteristiche, potrebbe portare a far sì che la gente arrivi sul territorio. La cosa che manca è un messaggio comune, più o meno prima era un po' accennato, cioè non abbiamo un metodo, un modo, un momento per valorizzare questi prodotti, queste peculiarità. Tenete presente che sempre il nostro Polesine andiamo dai prodotti mantovani o simil mantovani a quelli emiliani, per poi arrivare ai nostri, che per alcuni versi si mischiano con Chioggia a Venezia. Ecco, capite che, ma non è solo il Polesine, credo sia tutto il Veneto che è così. Ecco, se riuscissimo alle nostre bellezze ambientali collegare in maniera diciamo coordinata anche i prodotti, probabilmente avremo un po' più di attenzione. A tal punto poi dico un'altra cosa, io per passione mi interesso di cinema, sono presidente della Polesine Film Commission, e vi garantisco che da quando abbiamo cominciato a lavorare su questo campo, da ormai 10 anni, siamo arrivati che ultimamente abbiamo in realizzo 2 film, più un terzo che inizierà a settembre, e altri 2 sono già in programmazione per il prossimo anno. Quindi anche questo è un modo, un metodo per far conoscere il territorio. E se a questo riuscissimo a far capire alle nostre imprese che investendo un po' in pubblicità, un po' in marketing, probabilmente sia un guadagno tutti, forse qualche ricaduta più interessante sul territorio tra la visitazione e la presenza, secondo me sarebbe utile. Bene Zannellato, cioè effettivamente vorrei aggiungere una cosa, poi magari chiederemo al nostro Andrea Carraro di parlare un po' di sanità, però effettivamente è il solito discorso che abbiamo affrontato anche in altre puntate, cioè noi
le cose che le vediamo ogni giorno, quindi non siamo un po' assuefatti. È come passare attraverso, parlavo con degli amici l'altro giorno, la bella riviera del Brenta dove ci sono un sacco di ville venete e ci passi tante volte e alla fine non ci fai più caso. Quello che ci passa per la prima volta invece fa l'effetto wow, che belle che sono, ma che strada fantastica. Quindi ci siamo talmente abituati alle nostre specialità gastronomiche che poi alla fine non sappiamo neanche valorizzarle. Invece sono d'accordo con Zanellato, una bella strategia della regione magari che potrebbe individuare quei 4, 5, 6, 7 prodotti tipici e massimizzarli al massimo e valorizzarli al massimo. Permetti una cosa, c'è in un cassetto della regione un marchio che è Made in Veneto, è stato approvato, è stato ancora più di qualche anno fa e non viene utilizzato. Questo è uno dei grossi problemi dell'incapacità della gestione comunicativa di quello che è il Veneto e che potrebbe essere il Veneto anche nel mondo, considerando che abbiamo anche un marchio che tra l'altro è anche bello, varrebbe la pena utilizzarlo. Sarebbe una buona idea adesso. Se mi chiamano sono pronto io. Anzi. Ad esempio di qualche di uno di pronto. No, sì, però qualcosa riguardo l'ho dimostrato, insomma, che lo riesco a fare. Al di là di quello, che adesso ho fatto una battuta, anzi invito Zanellato che se mi dà il contatto, ok, se mi fornisce il contatto, io mi propongo per pubblicizzare questa cosa dell'ostrica rosa perché mi ha proprio incuriosito e non la conoscevo sta cosa. E fate conto che la prossima settimana ci sarà per l'ennesima volta una trasmissione Rai che verrà apposta a riprendere questo. Però sì. Vengono volontariamente, cioè non è che. Sì, ma vengo anch'io volontariamente. Ma sa una cosa che a volte sono, come dire, la Rai viene che ha conosciuto sta cosa e noi stessi veneti, come non conosciamo la Pera, non conosciamo il nostro territorio. Per me è fondamentale riuscire anche a trasmettere ai veneti, far conoscere per primi la consapevolezza delle proprie capacità, insomma. Ecco, quindi mi propongo, vengo a pubblicizzarvi l'ostrica rosa. Assolutamente, allora quando faremo il video con l'ostrica rosa, ovviamente poi Andreas verrai qui in trasmissione a farcelo vedere. No, ma se mi passa il contatto davvero. Guarda, mi ha gasato sta cosa. Una bella idea. Tranquillo, vedrai. Anche perché mi ha detto che è un'idea di un giovane imprenditore, ragazzo, sì. Quindi ci sono due concetti, non solo la qualità, ma si promuove anche la mentalità veneta. E lì è proprio la cosa che piace a me. Perché purtroppo anche questa cosa, questo assist che mi ha dato Andreas è proprio questo, cioè alla fine vogliamo fare tutti gli ingegneri, gli avvocati, i commercialisti, i contabili, invece poi magari le cose belle, semplici, quelle però dove bisogna sporcarsi un po' le mani, poi le dimentichiamo o le lasciamo ad altre persone per poter lavorare. Bene, adesso la parola ad Andrea Carraro. Andrea Carraro, siamo tutti preoccupati perché qui ho letto l'altro giorno una statistica che adesso gli over 60 nel mondo sono 975 milioni, una cosa del genere, però entro 20 anni, 25 anni o 30 anni massimo, diventeremo perché ci sono anch'io in mezzo, oltre 3 miliardi. Quindi siccome poi fra l'altro la sanità in Veneto è al massimo dell'eccellenza, poi l'altro giorno è venuto fuori il nuovo programma, mi pare proprio 2 giorni fa, della regione, il nuovo programma dei posti letto, degli ospedali, quelli che sono da tenere, questo l'eccellenza, eccetera. Ci vuole un po' raccontare come si sta preparando il Veneto per questa sfida? Sì, buonasera. Allora, parlare in Veneto di una sanità che arranca in realtà non è propriamente corretto, come hai detto tu Vincenzo, nel senso che abbiamo la fortuna di abitare in una regione dove la sanità è riconosciuta di eccellenza non solo in Italia, ma in particolare anche fuori in Europa e oltre confine continentale. E sì, purtroppo la natalità, come sappiamo, è in fortissimo calo e gli over 65, non dico che ci sarò anch'io tra 25 anni, ma sarò molto vicino, crescono, ma le statistiche raddoppiano già tra 10 anni, cioè circa adesso gli over 65 sono il 12-13%, si parla nel 2028 di superare il 33% in Italia. La Regione Veneto ovviamente sta seguendo bene e sta riuscendo a offrire un servizio già che sta al passo con le richieste.
Ovvio che l'aumento dell'età media e quindi il calo della parte di cittadini che saranno invece lavoratori attivi metteranno in difficoltà un po' il sistema. Cos'è che cambia? Cambia sia l'invecchiamento, ma cambia la famiglia, dove fino a qualche anno fa le famiglie erano grossi centri, grossi nuclei, dove l'anziano era assistito a domicilio, era assistito dai familiari stessi, dove c'era sempre qualcuno che restava a casa e quindi non c'era bisogno di un'assistenza esterna. La famiglia adesso invece, un po' per necessità di lavoro, un po' per cambiamento proprio di numero, è una famiglia che è completamente a lavoro e che lascia l'anziano più involontariamente, io direi, nel senso che non credo esistano figli che lasciano volontariamente a casa l'anziano da solo, ma lascia l'anziano a casa e che via via a 65 anni probabilmente è assolutamente autonomo, però con l'avanzare dell'età l'età cresce perché ci curiamo, per fortuna, ma c'è bisogno di qualcosa in più, c'è bisogno di una regione presente adesso a livello assistenziale, ma che negli anni la cosa peggiorerà e quindi ci sarà bisogno di aumentare l'assistenza a 360 gradi, che va dalla semplice compagnia, perché ormai si vede che gli anziani attivi si curano meglio e, passatemi il termine, stanno meglio sia di salute ma anche come rapporto col mondo esterno. L'anziano che si chiude dentro casa purtroppo peggiora sia a livello sanitario ma anche a livello mentale, e quindi a livello si va incontro a depressione, a comunque una chiusura all'interno delle quattro mura domestiche e quindi un'alterazione della normale vita e di rapporto con il mondo esterno. Anche perché poi c'è anche da dire una cosa, cioè alla fine adesso c'è l'INPS che è in grado di sostenere certi redditi, certe pensioni che sono il frutto di contributi degli anni passati, però secondo me fra 20 anni, non so, l'INPS, cioè, siamo veramente preoccupati perché sicuramente non sarà in grado di sostenere il ritmo attuale certo. dell'erogazione delle pensioni. Quindi lo Stato nello stesso tempo, le multinazionali farmaceutiche ci vogliono sempre più in forma, così medicine, dobbiamo campare 120 anni, quindi effettivamente cambiano le abitudini. Prima c'erano, come diceva lei Andrea, che sicuramente i nuclei familiari dove c'erano i nonni, i figli, i nipoti che vivevano tutti assieme in un agro rurale, no? Nella stessa casa con il terreno, invece adesso l'economia gira, ma tutti lavorano, le donne lavorano, quindi effettivamente gli anziani sono costretti certe volte a stare da soli. Quindi quali sono secondo lei anche le soluzioni? Poi sentiamo gli altri ospiti. Ma io credo si ritornerà al figlio che non potrà più essere a casa ad assistere direttamente, quindi non sarà più il nucleo familiare che assiste direttamente l'anziano, ma sarà il figlio che con l'avanzare degli anni garantirà al genitore, al padre, alla madre un'assistenza data da persone esterne e da società esterne e con l'aiuto sicuramente di un sistema sanitario regionale che sarà presente. Ma quindi dobbiamo cominciare a mettere da parte un po' di soldi, perché secondo me quindi dopo sicuramente dobbiamo, per farci aiutare, i figli devono contribuire con una loro parte di reddito. Zannellato non era d'accordo? No, non sono d'accordo, cioè sono d'accordo che la tendenza sarà questa, non sono d'accordo sul sistema sanitario, cioè il sistema sanitario veneto sicuramente è fra i migliori, però c'è un piccolo problema. Se queste sono le tendenze, cioè il sistema ci sta portando a questa situazione, la regione come sta investendo i soldi? Noi non l'abbiamo detto, fra qualche anno saremo senza medici, perché non c'è stata una formazione che ha prodotto la presenza di medici specializzati. Noi oggi abbiamo i medici che si dimettono dai settori pubblici e vanno al privato, e il privato riceve dallo Stato, in questo caso dalla Regione, il contributo. Non può essere, mentre si sposta si porta via la clientela, quindi come pubblico cala la clientela che usufruisce
del servizio pubblico, si passa al privato, lo specialista qualificato va al privato e la sanità pubblica non è più gradita o gradibile. Allora io dico, una classe politica insieme alla classe formativa, cioè la scuola, l'università e quant'altro, deve prevedere questi andamenti, cioè i dati statistici che si fanno servono per questo, per capire come va a finire la tendenza. Se fra qualche anno avremo quel livello lì di 65 anni, vuol dire che oggi, anzi ieri, si doveva pensare che sarebbe stato così e quindi dovremmo preparare il sistema sociosanitario in grado di rispondere a quelle esigenze, perché la presenza degli anziani sul territorio necessita di un medico vicino a casa che riesca a rispondere alle esigenze immediate. Quindi Schiesaro, lei potrebbe pensare anche, da questo ragionamento si potrebbe anche pensare che saremo costretti a far venire medici da altre nazioni. Ma io sinceramente la penso diversamente. Io credo che il sistema sanitario veneto sia un sistema di eccellenza, non credo che ci sia il fuggi-fuggi dai nostri ospedali pubblici, diciamo, di medici e di persone qualificate. Io vengo da un mondo universitario, avevo moltissimi colleghi che già dal secondo e terzo anno venivano quasi risucchiati all'interno del mondo ospedaliero, infermieristico e medico e si formavano all'interno e addirittura non terminavano nemmeno il ciclo dei 5 anni e addirittura avevano già la proposta di lavoro. Abbiamo molti giovani quindi e non è sufficiente, quindi noi dobbiamo cercare di creare un indirizzo, diciamo una nuova mentalità. Abbiamo tante persone che vogliono diventare avvocati piuttosto che, certo è una vocazione poi fare il medico, non è che possiamo obbligare la gente a diventare dei medici, però noi abbiamo tanti giovani che si stanno avvicinando a questa professione, parlo di infermieri e parlo di medici, soprattutto a Padova dove l'azienda ospedaliera è un'azienda che oggi è ancora molto attrattiva in questo senso, però io credo che il sistema pubblico così come è pensato oggi non sia più sostenibile sinceramente e vi spiego anche perché noi abbiamo, se non arriveremo ad avere l'autonomia e quindi non arriveremo ad avere un sistema di tipo sussidiario, noi oggi il sistema centralistico pubblico non riesce più a far fronte alle esigenze perché è troppo lento, è troppo vischioso, troppo macchinoso e difficilmente si adatta alle sfide della contemporaneità che poi sono molto rapide e vedete 5 anni fa l'Italia non era l'Italia di oggi e abbiamo ancora i sistemi ospedalieri che sono di 5 anni fa, quindi io credo che si debba puntare a nuovi ospedali, quindi nuove strutture, di addirittura arrivare ad efficientare le risorse già dalle risorse energetiche, quindi bisogna spendere meno, ma bisogna dall'altra parte favorire, ed è anche quello che noi stiamo portando in campagna elettorale a Cadonica, quindi favorire dei poli sanitari locali che siano di prima istanza. Oggi abbiamo una persona quando sta male va dal medico di famiglia o va direttamente in pronto soccorso e magari scopriamo che non era necessario andare all'ospedale perché magari era semplicemente un attacco di panico o magari si era sentito male, un calo di zuccheri o magari era caduto per terra e si è fatto male al ginocchio. Ecco, noi dobbiamo creare un sistema sanitario molto più radicalizzato e più vicino al cittadino. Io quando parlo di autonomia e quando parlo di sussidiarietà non è che ne parlo perché lo dice la Lega, ne parlo perché sono veramente convinto. Ritengo che un anziano oggi che abita a Cadonica se ha bisogno di un ausilio, penso ad un catetere, penso a una sedia a rotelle, a dei bastoni, deve andare all'ASL in centro, presentare la letterina e attendere che gli arrivi l'ausilio a casa. Non è possibile, se uno sta male va al pronto soccorso che c'è di tutto e di più. Non va bene, un anziano sta male, un giovane sta male, qualsiasi persona sta male, deve andare nel polo sanitario del proprio comune e là riceverà le prime cure. E poi anche i medici di famiglia, ultimamente le riforme che ha fatto il centro-sinistra sui medici di famiglia sono completamente sbagliati, sono diventati dei fotocopiatori di medicine e di ricette e non va bene. Il sistema, perdoni, ho capito, lei ha parlato, adesso parlo io, ha parlato 2 volte, adesso parlo io, dopo dice quello che crede. Bene. Il sistema sanitario italiano era un vanto al mondo, in Europa e nel mondo per i medici di famiglia. La grande riforma degli anni 60 dei medici di famiglia e le varie riforme successive erano la punta di diamante e noi
noi piano piano l'abbiamo smantellata, sono diventati di fotocopiatori di ricette, non va bene, non va assolutamente bene, anzi addirittura sono diventati di medici quasi di psicologi, uno va lì e ha problemi di famiglia, cioè che va bene, ma attenzione, abbiamo snaturato la grande funzione che aveva il medico di famiglia. Carraro, ecco che allora io credo che il sistema sanitario pubblico, così come è pensato, non va più bene, e pensare a delle strutture private, io non lo vedo come un male come lo vede Zanellato. Per me delle strutture sanitarie private guardi, è un bene secondo me lei sta dicendo qualcosa Zanellato, non è informato. poi Carraro. Lei cosa è detentore della verità? No, io non sono detentore, però è che la formazione dei medici di base la fa la regione, non la fa lo Stato. La formazione deve fare la regione, e la regione deve la formazione dei medici non la fa la regione, ma la fanno le università. Quando uno è medico di base, i medici escono dalle università e non escono dalla regione Veneto. La deve fare la regione, la gestione della sanità. Ho capito che lei è del PD e deve dare conto alla regione, però i medici e gli infermieri escono dalle nostre università dove si formano. E chi ha i rapporti con l'università? Ce li ho io? Come scusi? Ma ce l'ho io i rapporti con l'università o ce l'ha la regione? No, scusi, io sono uno studente universitario, vado all'università, mi formo e poi entro nel mondo ospedaliero. Ho capito. Poi sono libero, posso fare il medico di famiglia, posso andare a lavorare in farmacia, posso andare a diventare il chirurgo. E questa è la realtà. Io ho molti colleghi che facevano infermieristica e che erano di medici sono andati a fare il medico di famiglia. Quanti medici mancano in Veneto? Quanti medici mancano? Perché la regione non fa i bandi? No, guardi, lei... Come no? No, allora, c'è stata ripeto, i medici di famiglia erano un vanto della nostra sanità, erano un vanto bene, anche adesso no, sono un vanto, erano di più un tempo, erano molto più capillarizzati. Il mio medico di famiglia c'ha 5.000 assistiti, com'è possibile? Che sono in un appartamento dove c'è il medico di famiglia e c'è un ginecologo e c'è quello che l'oftalmologo, non so come si dica. Non è possibile, quando vai a fare l'appuntamento lì sembra di essere in un campo profughi, ci sono 10, 20, 30 persone in coda, arrivi alle 5 forse esci alle 8, ma che roba è sta qua? L'avete smantellato nel corso degli anni, non stia a dare sempre nel colpo, non stia a dare, io guardo il Veneto e la sanità veneta è di eccellenza e io sto dicendo ma ci sono questi problemi a Cadoneghe? Ma non Cadoneghe, sono dappertutto. Ci sono questi problemi? Chi ha governato la regione? E non sarà colpa mia adesso. Guardi, se chi ha governato la regione prende il 70%, si faccia una domanda e si dia anche la risposta. Carraro, vediamo Carraro cosa dice. Sono assolutamente d'accordo con l'amico Schiesaro. Marco Schiesaro, scusi. C'è bisogno proprio di una sanità... È colpa del PD, insomma. È colpa del PD. Schiesaro ha detto questo, che è colpa del PD. Io sono d'accordo sull'analisi che ha fatto della sanità. C'è bisogno di una sanità di nuovo vicino al cittadino. Non sono assolutamente d'accordo invece con Zanellato, e non è questione dell'orientamento politico diverso. Ricordo che il Veneto ha aperto bandi per nuovi medici. E quindi non è come dice, perché se da qui a 10 anni la popolazione aumenta, ricordo che per formare un medico servono 6 anni di medicina più 5 di specialistica, 6 più 5 11, il Veneto ha previsto l'aumento dell'età media e ha previsto l'apertura e la necessità di più medici. Ora ne mancano, certo, ma si sta rispondendo alle necessità attuali e alle necessità che ci saranno da qui a qualche anno. Quindi... Una medicina più vicina, una sanità più vicina al cittadino, sicuramente per cercare di spopolare un po' i pronto soccorsi e mantenerli tali del nome, nel senso che deve andare in pronto soccorso chi ha un'urgenza o un'emergenza. C'è bisogno di una sanità più vicina sicuramente. Benissimo, allora adesso dopo questi argomenti mi riservo di organizzare una puntata dedicata alla sanità, perché voglio studiare anch'io maggiormente questo argomento, voglio far intervenire specialisti del settore, quindi se qualcuno si vuole già invitare, proporre, volentieri. Ma io vi faccio venire a Cadoneghe, vi faccio venire a vedere cos'è il polo sanitario dopo 40 anni di centrosinistra a Cadoneghe. È una caserma, è un palazzo dove ci sono solo 2 stanze dove fanno il prelievo del sangue. Ma non è possibile, non può essere questo il modello di sanità. È completamente distaccato dalla mentalità che ha la regione Veneto e che è la sanità negli altri comuni.
Cioè è una cosa e non sta in piedi. Per questo io voglio dire che la sanità funziona se è capillare, perché noi dobbiamo, ripeto, distinguere da chi ha una necessità, che magari ha bisogno di una pillola, di una pastiglia, di prendere il prelievo del sangue, magari torni domani, dell'ausilio, da chi è veramente grave. C'è gente che sta male e il pronto soccorso non ha neanche ancora il codice rosso. Sì, scusi. Quando si va al pronto soccorso c'è di tutto di più, tenendo poi presente che il pronto soccorso, come è la sanità italiana, che è universalistica, abbiamo anche gente che è extracomunitaria e magari anche clandestina e gli garantiamo anche l'assistenza sanitaria e Zanellato è contento di pagare queste cose qua. Io non sono contento di pagare. Non parliamo uno sopra l'altro. Agirma, senta, quindi Agirma, alla fine mi sa che fra un po', se non ho capito male, sono ignorante, faccio sempre la parte dell'ignorante di quello che non sa e vuole capire, sicuramente quindi saremo costretti a importare, uso questo termine, manodopera da altri paesi dove invece magari con Carraro ne abbiamo parlato anche fuori onda, ci sono certi paesi, dei paesi dell'est dove invece sono più giovani che vecchi, quindi perché il benessere è appena partito da una ventina d'anni, quindi siamo, fra virgolette, saremo costretti ad assumere persone, quindi alla faccia dell'autonomia. Ma venendo nello specifico della sanità, non ho le competenze sufficienti per poter proferire verbo. L'unica cosa che mi viene a pensare è che su una cosa che dice Zanellato non posso dargli torto, ovvero sia che le competenze della sanità sono in carico alla regione, questo è un dato di fatto. Poi la singola specificità in ambito territoriale non so da chi venga gestita, però di base è la regione che lo gestisce. Venendo invece al discorso dell'autonomia, io vedo che ho alla mia destra un rappresentante della Lega ex Nord e un rappresentante del PD, entrambe veneti, e sono sicuro, su Chiesaro ci metto la mano sul fuoco, che abbia votato sì al referendum per l'autonomia. Su Zanellato penso, esatto, e questo dimostra tante cose. Allora, in questi giorni c'è la sagra della Lega ex Nord a Treviso. Saranno presenti tutto il bel gota della regione e perché dice sagra, scusi? Beh, la chiamano festa, per me è una sagra, se mangia e se beve. Comunque, per capire, sì, in realtà c'è un po' di sfottò, perché lo spiego. Allora, ribadisco, alla mia destra ho due veneti, indipendentemente dalla posizione politica, che hanno votato sì al referendum per l'autonomia. E sono certo che questi due veneti, uno del PD e uno della Lega, vogliono l'autonomia tanto quanto la voglio io e come presumo la maggior parte delle persone, se non tutti quelli che sono seduti in questa stanza. Il problema è che abbiamo dei freni e mi spiace per Chiesaro, che gli faccio i miei migliori auguri per la sua campagna elettorale, ma in questo momento sta portando avanti una battaglia a parole, quella dell'autonomia, quando in realtà il suo capo, perché di questo stiamo parlando, è onestamente il freno maggiore. E chi è il capo? Non sto parlando di Zaia, sto parlando di Salvini. Salvini ha fatto delle grandissime operazioni portando avanti quelle che sono le sue istanze, che hanno fatto sicuramente breccia nel cuore, anzi più che nel cuore, nella pancia di molti italiani, ovvero sia contro i migranti, eccetera, eccetera. Poi però in realtà ha fatto anche la legge sulla difesa, eccetera, eccetera, ma non si è speso per il 98,1% dei veneti, cioè oltre 2 milioni e mezzo circa, che hanno votato per il referendum all'autonomia. Mi ricordo che diceva che con lui al governo dopo 15 minuti ci sarebbe stata l'autonomia, mi sembra che 15 minuti siano passati abbastanza, capisco che ci siano dei freni burocratici, ma è altrettanto vero che volere è potere. Così come ha messo dei paletti nei confronti dei 5 Stelle per portare avanti le cose che voleva, forse sarebbe stato il caso anche di perorare la causa veneta, non solo veneta, anche lombarda e guarda caso anche dell'Emilia Romagna. Il problema è che il capo di Chiesaro è più interessato a portare avanti, a costruirsi un elettorato al sud, piuttosto che dare voce a quello che era il suo vecchio elettorato. Poi purtroppo c'è un problema a monte, ovvero sia persone come Chiesaro, che io apprezzo, che sia ben chiaro, fanno il gioco di Salvini.
nel senso che nel territorio dicono autonomia, 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 quando in realtà il capo dice ste cani fior ste romper. Questo è il concetto di base e purtroppo molta gente continua a crederci. Io mi auguro che la gente si svegli, che la gente capisca che è un pacco clamoroso, che la gente capisca che il freno maggiore in questo momento all'autonomia non è la Liga Veneta, ma è la Lega ex Nord, e spero che lo capiscano. Schesaro, e spero che lo capisca anche Schesaro. No, io, a parte che sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo chiedere l'autonomia, io ho votato sì, come hanno votato la stragrande maggioranza dei veneti, ma credo che per portare a casa i risultati bisogna essere seduti al tavolo, uscire, quando i problemi si risolvono parlando e soprattutto stando sul tavolo e guardandosi diciamo negli occhi. Credo che per portare a casa i risultati bisogna stare al governo, perché è lì che si portano a casa le competenze e non è certo facendolo cadere o tornando a casa che si portano a casa i risultati. Non sono d'accordo con te, nel senso che Matteo Salvini si è impegnato insieme a Luca Zaia, insieme a Stefani, che purtroppo in questi giorni si sa ha avuto un lutto in famiglia perché è mancato il padre e quindi anche qui va bene, quindi vanno le condoglianze mie personali e c'è un fatto da dire, che il governo è in piedi da 270 giorni, non è in piedi da 2 anni e 7 mesi, Marco, 270 giorni. 270 giorni e si sa che è più facile fare la quota 100 reddito di cittadinanza che trasferire 23 competenze dal governo alla regione. Le regioni non sono nate nel 46, sono nate negli anni 70, quindi non è che l'autonomia si fa in 270 giorni. Bisogna mettersi attorno a un tavolo, bisogna guardare la Costituzione, bisogna modificare la Costituzione, bisogna modificare le competenze. Marco, non voglio interromperti, però ti do un input soltanto. Ora, chiunque della Lega Veneta, okay? Cioè coloro i quali sono scientemente convinti che l'autonomia sia un progetto da portare avanti, stanno ripetendo come un mantra in tutte le trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, ciò che stai dicendo tu. E io ti capisco, perché devi portare avanti l'istanza del tuo partito. Io ci credo, non è che ci capisco. Ma il problema è che io ci credo hai visto il film Matrix, le 2 pilloline, quella blu e quella rossa? Sì. Io spero che ti svegli anche tu, perché caspita, cioè, non è nessun tipo di offesa o roba del genere. Ora, non è possibile non vedere la realtà. Allora, reddito di cittadinanza, che è un pacco clamoroso rispetto a quello che era stato votato anche... Cioè, parliamoci chiaro, il centrodestra aveva un progetto ben chiaro che aveva 2 istanze, flat tax era una, ok? Poi c'era una serie di altre, però la flat tax era la base, ovvero sia andare a dare una mano alle aziende per poter produrre. Produrre crea benessere, se crei benessere, ma questi sono ragionamenti che penso che se facciamo io, te e anche Zanellato siamo tutti quanti d'accordo, ok? Allora, quando in realtà si è seduto nel tavolo dei bottoni, perché è quello che ha fatto, ha semplicemente operato una politica di campagna elettorale quotidiana, il buon Salvini. Una volta che ha smesso di poter fare la campagna elettorale sui migranti, perché oggettivamente ha fatto un buon lavoro su quel tipo di discorso, ok, non sapeva più che pesce pigliare, sta cercando di continuare a prendersi voti al sud e al nord, non ne frega niente. Ora, io veramente mi domando come fanno i leghisti oggi, gente che io ho tantissimi amici leghisti, sia ben chiaro. Allora, ma come si fa ancora a credere che Salvini sia un partito territoriale? Non lo è più, è un partito nazionale che non ne frega niente di quello che è stato il referendum. Ora, vi dico solo una cosa. Allora, il Movimento 5 Stelle, nel programma di governo, anzi nel contratto di governo, tra le tante cazzate che ci sono scritte, ok, ce n'è una legata al referendum, anzi c'è una serie di cose legate ai referendum. Ora, vorrebbero fare il referendum senza quorum, prima cosa. Vorrebbero dare la democrazia diretta. Io sono d'accordo io. Ma io sono d'accordo. Ma è una cazzata clamorosa. Cioè, stanno dicendo nel contratto di governo, noi l'abbiamo già fatto un referendum. Io direi che il quorum è stato raggiunto perché abbiamo preso
Aspetta, ricordo a tutti che il 98,1% sul 62% dei votanti vuol dire che c'è la maggioranza assoluta dei veneti che ha votato sì per il referendum. Ma non ha detto che l'autonomia non viene fatta. Ma ragazzi miei, per fare l'autonomia non è solo del Veneto, l'autonomia della Lombardia, dell'Emilia Romagna, cioè non è che si fa in 270 giorni. Bene, allora, dato che l'abbiamo fatta, cioè penso che lo capiscano chiunque, fa, è che magari tu porti avanti un'istanza di indipendenza veneta che non è sovrapponibile a quella della Lega, che poi dovremmo essere assieme. Per l'autonomia Veneto. Vabbè, quello che è. Che poi io nel mio animo vorrei l'indipendenza è un altro paio di maniche. Sì, è un altro paio di maniche. Ma l'indipendenza si fa stando al tavolo e ti dico dialogando con chi le cede le competenze. Se quello che raccontava Zaia, ovvero sia 23 competenze e 9 decimi di residuo fiscale, guarda che darà l'indipendenza, che è un passo tanto breve, cioè, tanto breve. Quindi io sto battendomi per avere esattamente ciò che ha promesso Luca Zaia ante referendum per l'autonomia. Esatto. Benissimo, grazie allora Girmo. Allora adesso prima della nostra Elisa ha qualcosa da dirci, come al solito vediamo cosa c'è. Assolutamente sì, adesso è giunto il momento del break pubblicitario, però ci ritroviamo subito dopo qui in diretta. Grazie, a dopo. Ben ritrovati, siamo di nuovo qui in diretta e prima di proseguire con queste tematiche molto interessanti è giunto il momento di presentarvi il nostro sponsor ufficiale, Exo01. È una società di comunicazione che si occupa di valorizzare le attività delle imprese. Non produciamo solo siti, grafica, eccetera, ma siamo vicini all'imprenditore proprio per valorizzare la sua immagine, mettendo a disposizione tutti i canali mediatici, TV, giornali e social. Accendere i riflettori sulla tua azienda ti permette di avere visibilità e rimanere competitivo sul mercato per sbaragliare la concorrenza. Se vuoi essere unico, affidati ad Exo01. Bene, adesso quindi grazie Elisa. Vediamo un po', Marco, quella famosa foto che ci hanno mandato, perché abbiamo lanciato questa nuova idea, cioè quella di fare, vediamo, mettiamola in primo piano, Marco, ecco qua. Un amico dei militi di Luciano Noleda, che saluto, in pratica ha messo questo post su Facebook e abbiamo lasciato anche le sigle. E allora mi è venuta l'idea, se avete qualche foto da mandare di situazioni particolari in cui c'è la foto della bandiera del Leone di San Marco, fatecelo pervenire, che mandiamo in onda, ogni giovedì manderemo in onda quella più bella, quella più interessante. E anche questa è una maniera per sentirsi un po' legati. Zanellato, quindi Zingaretti, nuovo presidente, la prima cosa che ha detto, oltre diciamo, proprio l'emozione dei primi momenti, ha detto basta autonomia in Veneto, non se né da che parte sta, perché mi sembra che ha votato l'autonomia, però il suo segretario di fatto ha detto che non si fa. Insomma, non tutti possiamo essere sempre d'accordo su tutto, mi pare, no? Quindi io sono convinto che l'autonomia vada comunque riconosciuta. Va riconosciuta un'autonomia possibile, io la chiamo di tipo solidale, perché insomma, se vogliamo stare uniti, qualcosa di chi sta meglio a chi sta un po' peggio dovrebbe comunque andare.
Il problema è quello che però una classe dirigente, a me dispiace, ho fatto il consigliere regionale per mezza legislatura, però ho visto alcuni aspetti. Prima si parlava di gestione dell'energia e quant'altro. Il tema energetico è un tema della Regione Veneto, cioè noi non abbiamo un piano energetico regionale. È un altro degli aspetti, ad esempio, che non riusciamo a fare. Capisco che non stiamo parlando di una cosa facile perché si vanno a toccare interessi, situazioni, però un'idea di cosa vogliamo, di come vogliamo gestire le nostre risorse. Il tema dell'acqua. Il tema dell'acqua è un problema importante, cioè noi oggi dipendiamo dalle montagne, ok? Non abbiamo ancora pensato, ad esempio, che abbiamo un mare Adriatico che potrebbe essere sfruttato. E io torno a ripetere, abbiamo una terminal gasiero che immette nel sistema aria una quantità di energia fredda che, se ben catturata, potrebbe dare origine ad energia da sfruttare per desalinizzare l'acqua, per depurarla, per metterla in rete. Cioè queste cose dobbiamo pensare oggi, per domani, perché la montagna non potrà sempre darci l'acqua per tutti i sistemi di cui abbiamo bisogno. Perché oggi le nostre case non sono costruite in maniera tale da avere due sistemi di utilizzo dell'acqua, una da riutilizzarla, eccetera. Non l'abbiamo perché siamo nati in un tempo in cui questi problemi non c'erano. Ma oggi questi ragionamenti li dobbiamo fare. E chi è che lo può fare se non la Regione del Veneto? Al di là della mia appartenenza e di contrarietà a questo governo, però il ragionamento che serve per domani, per gli italiani e soprattutto in questo caso per i veneti, per quale motivo non lo mettiamo a sistema, non cominciamo a ragionare? Ecco perché dico che il tema dell'autonomia è una cosa che va fatta a passi, cioè non possiamo pensare di portare via 23 assolutamente, va bene, valuteremo, però ecco Girmo, siccome siamo in chiusura mancano 3 minuti, ma allora uno che vuole votare l'autonomia oggi, che scelta deve fare? Perché effettivamente l'imbarazzo è importante. Fa abbastanza sorridere questa domanda, nel senso che oggi il panorama politico non offre, dal mio punto di vista, delle soluzioni. Tornando a quello che stava dicendo adesso Zanellato, faccio una piccola critica, vediamo se è piccolo o grande, nei confronti dell'attuale Consiglio regionale e anche degli scorsi, per dire la verità. Io credo che sia facile dire che Zaia è un buon amministratore, permettetemi, sotto il culo a una Ferrari. La capacità di un grande pilota dovrebbe essere quello di prendere la Ferrari e farla diventare una macchina che vince tutti i campionati. Ma non soltanto vincere, deve vincere con distacco. E purtroppo ci troviamo di fronte a una mancanza di progettualità a largo respiro. È anche vero che se avessimo l'autonomia sarebbe molto più facile prendere questa Ferrari e farla correre, non dico più veloce della luce, ma comunque sicuramente a velocità stratosferica rispetto a quello che è la media nazionale. Io capisco anche Zanellato quando dice che ci dovrebbe essere un'autonomia solidale e sono assolutamente d'accordo con quello che dici. È altrettanto vero però che se ci deve essere autonomia, deve essere un'autonomia che deve considerare quelle che sono le peculiarità. Quindi noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio regionale che ha detto votate il referendum per avere 9 decimi residuo fiscale e 23 competenze. So che è impossibile, però l'ha detto. L'ha detto, ok, portiamolo avanti. Non ha il coraggio di portarlo avanti. È bloccato, ribadisco, dal suo capo. È bloccato perché evidentemente ha mancanza di coraggio, perché una manifestazione a livello nazionale, a livello regionale, è che per me è nazione. Allora, una manifestazione a livello regionale dove in capo ci sia Zaia che dice ragazzi mi sono rotto le scatole di questo tergiversare, indipendentemente dal fatto che al governo ci sia Salvini, io voglio portare avanti questo discorso. Vi ricordo che Bressa aveva firmato una preintesa con la Regione Veneto. Cioè, è ridicola questa cosa. Il governo Renzi, che mi stava qua, aveva firmato una preintesa con la Regione Veneto. Da lì non ci siamo spostati. Bene, Agirma, dobbiamo chiudere. Allora ringrazio i nostri
Ospiti: Andrea Carraro, esperto del settore sanitario del comune di Mestrino, provincia di Padova, il nostro giornalista del Veneto Imbruttito Andrea Seronco, Roberto Agimo, vicepresidente Patto per l'Autonomia Veneto, Angelo Zanellato del Partito Democratico, Marco Schesaro, candidato sindaco di Cadone, che per la Lega, adesso non per schierarmi però, perché lo sapete che non mi schiero, però faccio i complimenti a Schesaro che sta facendo una campagna diciamo sulla strada, cioè che invece di essere arroccati sulle posizioni amministrative e burocratiche, no? Il candidato deve scendere in mezzo alla strada e andare a bussare i campanelli. Ecco, cosa dire? Io spero, ho raccolto l'invito di questa sanità che comunque va approfondita agli aspetti organizzativi. Mi piacerebbe organizzare una puntata dedicata interamente alla sanità e già invito formalmente l'assessore della sanità Lanzarini, con la speranza che possa essere assolutamente dei nostri. Che dire, il Veneto ha bisogno del contributo di tutti. Abbiamo parlato di Zaia, abbiamo parlato della Lega, però l'autonomia non si fa, lo ribadisco sempre, chiedendo a Zaia di mettere il timbro, non solo quello, impegnandosi ogni giorno per difendere il nostro territorio, chiamiamolo così, la nostra bellissima regione, che ha bisogno del contributo di tutti per diventare ancora più grande, ancora più bella, e questo può succedere solo se tutti noi ogni giorno e ogni minuto ci impegniamo in questo senso. Alla prossima.